Salve amici, eccoci qua. Il nuovo oroscopo della settimana che va dal 30 di agosto al 5 settembre. Segno per tutti gli appassionati dello zodiaco. Prima di partire con l'oroscopo, volevo ricordare, come io faccio sempre, a tutti quanti voi che se avete bisogno di me trovate il link sotto a questo video o nel mio profilo. Sappiate che mi occupo di legamenti e ritorni d'amore, quindi per coloro che vogliono recuperare il proprio innamorato o la propria innamorata, contattatemi, raccontatemi la vostra storia e io sarò in grado di dirvi se è possibile venirvi in aiuto. Bene, allora andiamo con l'oroscopo della settimana, come dicevo, dal 30 di agosto al 5 di settembre. Partiamo col segno dell'Ariete. Ariete, amore, potrebbero esserci alcuni problemi per le relazioni sentimentali, soprattutto intorno alla metà di questa settimana. Con il vostro partner nasceranno incomprensioni, discussioni e sicuramente non sarà un periodo troppo semplice. Probabilmente sarà il caso di chiarire a maggior ragione se ci tenete veramente al vostro rapporto. Non ci saranno tantissime novità invece per i single. Va bene? Allora, un buongiorno va per tutti, una buona giornata, una buona settimana, un buon di tutto a tutti voi che mi seguite attentamente. Andiamo con il segno del Toro in amore. La settimana dovrebbe iniziare abbastanza bene, ma presto le cose potrebbero un po' complicarsi. Con il partner potrebbero nascere alcuni problemi e forse sarà proprio la vostra dolce metà ad avere alcuni dubbi nei vostri confronti, chissà. Dovreste comunque convincere, o meglio cercare di convincere chi vi sta accanto dando prova dell'amore, ma non solo. Situazione simile anche per i cuori solitari invece. Il segno dei gemelli in amore. Se nella relazione d'amore avete dei problemi, probabilmente deciderete di stare più vicino al vostro partner per risolvere ogni disagio e ritrovare giusto equilibrio. Sicuramente non sarà così facile trovare l'armonia all'interno del rapporto. Un po' di romanticismo non guasterà, quindi potrete anche organizzare qualcosa di speciale insieme alla vostra dolce metà e concedervi bei momenti insieme. Pure i single saranno propositivi se davvero interessati a qualcuno. Il segno del Cancro. Amore, umore tutt'altro che alto, ma per fortuna in coppia le cose non andranno così male. Col partner infatti tutto sarà abbastanza tranquillo. Decisamente interessante la settimana dei single invece, soprattutto per gli ultimi 2 giorni. I cuori solitari potrebbero fare dei nuovi incontri che potrebbero rivelarsi particolarmente importanti. Le stelle vi sosterranno sotto questo punto di vista. Il segno del Leone, amore. Questa nuova settimana dell'anno non dovrebbe portarvi grossi problemi con le persone vicine, anzi saranno dei giorni sereni in cui in tanti potranno vivere al massimo
emozioni e sentimenti col proprio partner. Emozioni che comunque non dovrebbero mancare pure per tutti quei cuori solitari che hanno il desiderio di avvicinarsi a qualcuno o fare nuovo incontro piacevole. Il segno della Vergine in amore. Questa settimana dovrebbe essere tranquilla per quanto riguarda le storie d'amore già esistenti. I single invece potrebbero provare delle emozioni veramente forti. Per i cuori liberi da impegni sentimentali saranno giorni interessanti, soprattutto quelli del weekend. Avrete la possibilità di avvicinarvi a qualcuno e conquistare una persona a cui tenete davvero. Meglio così. Il segno della bilancia in amore. La settimana tra agosto e settembre inizierà piuttosto bene. Se siete impegnati sentimentalmente non avrete problemi, tranne che da sabato probabilmente qualcosa potrebbe anche cambiare. Il weekend potrebbe essere un po' nervoso e potrebbero nascere alcune incomprensioni nei rapporti personali. Occhio, perché l'orgoglio potrebbe giocarvi un brutto scherzo. Forse non sarà il caso di farvi sfuggire il vero amore. Il segno dello Scorpione. Amore. Col partner sarà una settimana più che serena. In coppia infatti potreste decidere di pensare al domani insieme. Non così bene per chi ha la famiglia, dove potrebbe esserci un piccolo intoppo, un qualcosa di inaspettato comunque. Calma piatta probabilmente per chi è single, ma in fondo con questo cielo non si può dire niente. Ok? E andiamo col segno del Sagittario, amore. Davvero molto bella e positiva questa nuova settimana dell'anno per i rapporti e i sentimenti. Potreste aprire il vostro cuore e godervi ogni emozione. Se siete innamorati e avete un partner sarà abbastanza semplice. Se siete invece single, soprattutto nel weekend ci saranno novità e magari anche qualcosa di inaspettato. Una vicinanza che potrebbe sorprendervi, ma in positivo. Non resterete fermi. Il segno del Capricorno, amore. Chi ha avuto dei problemi nella relazione adesso potrebbe decidere di chiarire con la propria dolce metà. Se ci tenete al rapporto potrete chiarire, ma ovviamente dovrete capire se la persona che avete al vostro fianco è proprio quello che volete amare. Potrebbero essere dei giorni interessanti per fare chiarezza su molti aspetti, quindi datevi da fare. Pure i single potrebbero riflettere e beneficiare di tutto ciò. Il segno dell'Acquario, amore. In generale sarà una settimana piuttosto serena per quanto riguarda coppie e relazioni d'amore. Difficilmente ci saranno grandi problemi, anche se in un giorno in particolare potrebbero nascere incomprensioni e litigi, fate attenzione. Bisognerà quindi fare molta attenzione agli atteggiamenti, ma soprattutto agli istinti in un rapporto. Pure per i single la settimana dovrebbe proseguire in maniera tranquilla, non si escludono comunque delle novità sul fronte amoroso. Il segno dei pesci, amore. Tutto molto bene per le coppie che si amano. Questa settimana sarà decisamente interessante, più che altro per i single. Per i cuori solitari, infatti, potrebbe esserci un nuovo incontro. Nel weekend una nuova persona potrebbe entrare nella vostra vita e sorprendervi in positivo. In tanti decideranno quindi di aprire il cuore verso qualcuno e potrebbe non essere la scelta sbagliata, visto che questa nuova conoscenza potrebbe diventare anche
qualcosa di molto importante eppure molto presto. E così abbiamo completato l'oroscopo di questa settimana che va dal 30 di agosto al 5 di settembre. A tutti quanti voi vi auguro una felice settimana e come dico sempre io, che le stelle siano sempre con voi tutti. Buona settimana.